Simona c'è, la prima delle donne, è una prestazione davvero entusiasmante, incredibile, complimenti davvero, come stai? Devo dire che una vittoria inaspettata perché proprio sono partita dicendo ok, come al solito ce la metto tutta e poi pian piano ho guadagnato terreno finché ce l'ho fatta arrivare prima, quindi sono felicissima. Questa maglia poi così colorata, questi colori davvero importanti hanno reso ancora più illustro questa manifestazione vogliamo un tuo giudizio insomma, su questa gara, la più longeva peraltro d'Italia. Ma io è il primo anno che vengo a farla e devo dire che veramente molto bella, organizzata benissimo, il percorso mi è piaciuto e quindi sicuramente ritornerò perché veramente mi è proprio piaciuta. Preda M5, fatica. Va benissimo così, la prima della stagione, la preparazione in questo momento non è al top, quindi va benissimo. L'importante era esserci perché è un classico per noi biker. L'ho finita senza patemi, non avevo velleità di classifica, quindi sono contentissimo. Penso che tempo per migliorare ce n'è. Michele Righetti, campione europeo a Calusco d'Adda, si comincia, pronti, partenza via. Resoconto finale. Resoconto finale, sì dai, mi sono divertito tanto perché è la prima volta che faccio questa gara, non sapevo dove si andava, cioè il percorso non lo conoscevo, però sono riuscito a stare con Oscar Lazzaroni che lui abita praticamente qua credo, cioè è di qua di Bergamo, e allora sono riuscito a fare una bella gara perché in discesa diciamo che mi guidava lui, ecco dai, no, mi sono divertito tanto e sinceramente non pensavo perché è da un po' che non faccio gare, non sapevo a che punto ero perché non faccio preparazioni o cose specifiche diciamo, ecco. Però dai sono felice perché insomma sono andato bene dai. 10 vittorie, oggi però è sfuggita all'11ª Marzio Deo, una prestazione comunque strepitosa, ci hai fatto emozionare ancora. Ma sono soddisfatto comunque della mia prestazione, il livello oggi era altissimo perché Pettina e Tabacchi, anche Domenico Valerio sono atleti di livello nazionale e non solo. E io ho fatto la mia corsa, ho cercato di rimanere attaccato al gruppetto di testa già nei primi chilometri, ma facevo fatica quando eravamo in tanti, poi sugli strappetti quando c'è stato il primo traguardo volante, poi la salita dei Verghi si è delineata un po' la corsa, io e Valerio siamo rimasti a inseguire i primi due che erano già staccati e niente, fortunatamente sono riuscito ad arrivare ancora sul podio. Tutto sommato è andata molto bene. E guardando avanti, quali sono i prossimi tuoi appuntamenti? Ma adesso comincerò, sì, la stagione vera e propria la cominceremo a marzo con tutto il team, quando cominceranno le principali Gran Fondo e Marathon a livello nazionale. Io personalmente andrò in Messico alla fine del mese per una marathon e qualche giorno anche di preparazione in altura, visto che siamo oltre 2000 metri e niente, pian pianino faremo come tutti gli anni la nostra stagione. Simona Mazzucatelli praticamente si giocava in casa, è stata una gara davvero combattuta. È proprio giocare in casa che mi fa sempre paura, mi agita troppo, forse troppo. Sono partita bene, poi mi sono persa un po', seconda però sono contenta. Guardando avanti, impegni, gare, manifestazioni alle quali ovviamente non mancherai, che ti piacerebbe portare a casa? Allora, quest'anno vogliamo seguire alcune gare importanti, tipo Garda, il Capoliveri Legend. Vogliamo andare meglio dell'anno scorso, ci stiamo preparando e vediamo cosa esce. Mirko Tabacchi ci ha provato fino all'ultimo, vittoria lo scorso anno, quest'anno secondo. Cosa ti è successo? No, niente, Nicolas Bettina quest'anno era più in forma dello scorso anno, io più o meno ho girato con gli stessi tempi dell'anno scorso, lui si è migliorato un bel po', giusto quello che gli serviva per vincere, ha vinto con 30 qualcosa secondi, quindi sì, complimenti a lui che è andato più forte. E per quanto riguarda invece la tua prestazione, insomma un giudizio anche sul percorso, visto che comunque hai avuto modo di testarlo lo scorso anno, è cambiato qualcosa? Sì, no, c'erano alcune varianti, mi hanno detto una frana e per dei lavori, ma a grandi linee è rimasto lo stesso il percorso. Sempre bello, sempre nervoso, non dà tregua, infatti è un po' una fortuna che sia così freddo, che non c'è bisogno di bere perché su un percorso così nervoso sì, è anche difficile bere insomma.
Guardando avanti, prossimi impegni, prossimi appuntamenti, dove ti troviamo, dove possiamo seguirti? Prossima domenica il campionato italiano di ciclocross, dopodiché inizierò la preparazione per la stagione di mountain bike, dove correrò in tutte le gare internazionali qui in Italia e le prove di Coppa del Mondo in Europa. E Oscar Lazzaroni, vincitore di categoria. Sì, oggi sì, abbiamo dovuto tra parentesi accontentarci della categoria, anche se fino alla fine è stato un po', me la sono giocata con Ivan Testa perché ero un po' più indietro e un po' attardato. La prima gara oggi ho sofferto tantissimi i primi 10 km, poi ho trovato un po' un buon passo e sono riuscito a recuperare e quindi molto, molto bene, dai. Tra l'altro nella vostra categoria quest'anno un ulteriore premio speciale a ricordo dell'amico Luca Cavallo. Sì, difatti ci tenevo anche per quello, era un grande amico e quindi ci tenevo anche a onorare la gara e quindi è stata una buona iniziativa e quindi è buono. Oscar, cosa ci riserverai quest'anno? Ma quest'anno mi sono partito forse un po' più forte degli altri anni, sto facendo una marea di chilometri e un po' più voglia rispetto allo scorso anno e quindi quello che viene lo raccolgo. Non ho obiettivi, spero di poter fare qualche gran fondo su strada, che quest'anno avevo voglia un po' di far quella e niente, e divertirmi più che altro. Ecco, oggi qui alla Befana Bike, che non è la Befana, che è la settimana dopo. Aspetta, sta qua. Ehi. Eccoci qua, siamo i primi 3 arrivati. Allora, il secondo. La gara è stata durissima, sempre tirata. Nel finale Michele è riuscito a avvantaggiarsi un 20 metri, poi è andato. Sono contento così, va bene. Bene, adesso intervistiamo il terzo arrivato, Fabio. Cosa hai da dire? Che sono andato a tutti i 5 giri, però sono contento perché per l'inverno che ho fatto non pensavo di riuscire a stare così davanti subito. Bene, io cosa devo dire? Sono contento, ringrazio il nostro amico qua che ha tirato praticamente tutti i primi giri e sono riuscito ad approfittare io nel boschetto qua verso la fine e mi sono avvantaggiato. Sfortunatamente a lui sono venuti i crampi, altrimenti sarebbe stata dura. Percorso è bello perché io l'ho fatto anche l'anno scorso e ha mollato un po' di più il ghiaccio quest'anno, probabilmente perché c'è un po' più caldo, però ha reso la gara ancora più divertente. Allora Fabio, dopo l'intervista di Michele, com'è andata la gara? Oggi ti sei divertito? Sì, divertito sì, e sono contento perché non è stato un grande inverno, sono stato fermo un po' per un problema e non pensavo di riuscire a tenere i più forti. Ci siamo staccati all'ultimo giro, un po' i doppiati, un po' la stanchezza, però io il terzo assoluto va benissimo. Il percorso ottenuto fino al penultimo giro? Sì, un po' ghiacciato all'inizio, poi col sole si è sciolto un po', però non ci sono stati grossi problemi, un bel percorso. Allora Gabriele, oggi vi siete divertiti lì davanti, una grande battaglia, una grande gara. Sì, ci siamo divertiti, ma è stata veramente dura perché eravamo in tanti, tutti pedalatori e il percorso era particolare, non bisognava mai mollare un metro. Percorso abbastanza nervoso. È molto nervoso e si rischia che con un piccolo buco non si riesce più a chiudere e infatti è una gara sempre da stare lì a ruota, attaccati, senza mai sbagliare niente. La stagione è ormai iniziata, che programmi hai per il 2020? La stagione per me non è mai finita perché io facendo ciclocross non mi sono mai fermato. Comunque farò come tutti gli anni il circuito della Francigena e altre gare nei dintorni quando non sono impegnato col circuito. Allora Simona C'è, anche senza portafortuna vinci sempre. Sì, esatto, anche oggi è andata bene, è una bellissima giornata, il percorso ha tenuto fortunatamente fino al terzo giro, poi iniziava un po' a lasciarsi andare, quindi quando ho finito è andata bene, quindi ottimo. Parliamo un attimino del percorso, come l'hai trovato? L'ho trovato sempre veloce perché comunque quel percorso qua della Befana Bike è sempre veloce da percorrere e comunque, come ripeto, ha tenuto bene il terreno. La stagione è appena iniziata, una vittoria a Calusco, una vittoria qua, i programmi quali sono? I programmi sono molto, molto lunghi, quindi adesso per un attimo mi riposo e poi ci rivedremo a febbraio. Allora Chiara Zucchelli qui alla Befana Bike, che percorso hai trovato e che gara è stata la tua? Il percorso bello, l'avevo già provato, la gara mi è piaciuta, mi sono divertita ed era una bellissima giornata di sole.
La stagione è appena iniziata, come la porterai avanti? Questa è la prima gara dell'anno, la stagione spero che vada bene. Abbiamo in mente di fare un'endurance a coppia e qualche gran fondo e qualche gara della Franciacorta Cup, esatto. Saluta i tuoi compagni di squadra. Un caro saluto ai miei amici della Croce Verde e a tutti quelli che hanno partecipato alla Befana Bike. Siamo con Francesco Lanzi, primo della categoria junior. Che gara è stata per te? Ma la prima di stagione, una gara importante perché ci tengo a far bene, gli organizzatori li conosco, percorso molto bello, il primo giro era bello ghiacciato, si andava via bene, nel secondo e nel terzo ha un po' mollato, comunque sono riuscito a dare il massimo. I tuoi avversari di oggi chi erano? Daniele Pecere, dopo un altro avversario che non conosco perché è la prima gara che ha fatto e mi hanno detto che ha spaccato la catena, quindi mi spiace molto, magari potevamo giocarcela noi due e basta. Cos'hai in programma per quest'anno? Per quest'anno ho in programma 2 circuiti, le terre bresciane, la prossima a Verola e dopo il circuito del Franciacorta Cup e si spera il campionato italiano a maggio. Allora, Simona Ongari, prima qui sulla linea del traguardo, che gara è stata oggi, immersa nella nebbia? Nella nebbia durissima, c'era fango ovunque, però è andata. Difficile, tecnica difficile. Le tue avversarie di oggi ti hanno impensierito? Abbastanza, ce n'è una in particolare che va abbastanza forte. E no, è andata bene, dai, sono riuscita a dargli un buon distacco, adesso vediamo quando arriva cosa abbiamo combinato. La stagione ormai è definitivamente iniziata, i tuoi programmi per quest'anno? Allora, quest'anno inizieremo a marzo e faremo come programma il circuito Deltos e l'Aid. Poi vediamo di infilarci dentro qualche gara, insomma un po' quelle che vengono, e il Rampitec che ci terrà impegnati secondo me fino a fine settembre più o meno. Grazie e complimenti ancora. Grazie mille a te, ciao. Allora Elena, che gara è stata per te oggi? È stata una bella gara perché è bella scorrevole, infatti mi sono staccata dalla prima donna proprio dove faceva mountain bike perché è un po' che sono ferma, sto allenandomi un po' su strada, però dico sono contenta, me la sono fatta praticamente tutta da sola, essendoci tanti pezzi di strada è un bello svantaggio, però mi sono piaciuta dai, anche se sono seconda mi è piaciuta. Descrivimi un po' il percorso che hai trovato oggi. Scorrevole, divertente nel bosco, anche se io ho le ruote un po' larghe, sul fango pattinavo, però molto divertente. E poi quando ci sono dentro i pezzi di strada mi piace, quindi mi sono divertita. Prossima gara? Prossima gara a Torrile e poi le River Marathon. Allora Barbara, qui a Noceto, terzo gradino del podio donne, che gara è stata? Bella impegnativa, bella tecnica, abbastanza, è stata da guidare per cui mi sono anche divertita, un po' lenta perché era pesantina, single track per cui è difficile superare, però dai è andata bene, inizio stagione va bene così. Le prime due ti hanno dato filo da torcere? Guarda, le ho viste in partenza, poi conoscendo le bestie, tra virgolette, siamo andati insieme in fila indiana, poi rallentamenti non li ho più visti, all'inizio le ho viste poi basta. Percorso, veloce, divertente? Divertente, veloce, sì e no perché è abbastanza pesante, però insomma molto divertente, mi è piaciuto. Prossima gara? Prossima gara c'è l'ultima Torrile di questa serie, poi penso che ci sarà il campionato italiano Axi, che sarà alla fine di febbraio, e poi cominciamo con River, facciamo questi bei pianoni. Tentiamo di andare salendo dal piano alla salita. Allora Christian, una gara veloce, una gara tecnica, che gara è stata? No, velocissima non tanto, c'erano dei punti un po' anche da spingere, un po' di fango, però sì, va bene, il complesso una gara piatta, veloce, bella dai. Stagione iniziata, i tuoi programmi per quest'anno? Ma adesso corro ancora sabato prossimo qua a Parma, poi faccio Carpenedolo alla Gran Fondo e poi Franciacorta Cup quest'anno. Allora un ristoro del genere non si vede ovunque? No, io ho una lunga esperienza ma così ne ho visti veramente pochi. La tua gara com'è stata? Ottima direi, senza grosse ambizioni, per divertirmi e basta. Il percorso era ottimo e quindi mi sono trovato molto bene. Prossimo ristoro o prossima gara? Adesso vediamo in base al lavoro, gli impegni, tutta una serie di cose che c'è da incastrare.
Allora Luca, che gara è stata per te oggi? Percorso impegnativo per le mie caratteristiche, c'è stato un pochino più di rilanci, tratti guidati nel bosco, tratti scassati, il percorso è molto divertente, la gara è sicuramente una gara dura che mette alla prova tutti i partenti, è organizzata benissimo, quindi complimenti al Noceto Bike e che dire, io sarò sempre qua, se posso sono sempre presente. Tu non sei solo un corridore ma sei anche un organizzatore. Sì, organizziamo la gara come SD Ciclistica Salsese, organizziamo una delle gare del campionato e del trofeo d'Appennino Off-Road. La nostra gara sarà il 29 marzo a Tabiano, in provincia di Parma, chiaramente, lì appena fuori Salso. La prossima gara dove ti vedremo? La prossima gara mi vedrete sabato prossimo a Torrile per l'ultima prova del campionato d'inverno, del trofeo d'inverno del campionato provinciale WISP. Vi voglio vedere tutti presenti, mi raccomando, sarà un'altra gara dura, tratti guidati, rilanci a su e giù dagli argini, quindi bisogna aprire le valvole. Allora Fabio, oggi partenze scaglionate, quasi vai a prendere i primi della prima partenza. Dai, quasi. D'altronde siamo partiti scaglionati, quindi noi veterani abbiamo trovato un po' di traffico sul fiume, però vabbè, ci sta. Come hai trovato il percorso? Che tipo di percorso era? Percorso misto, una parte molto veloce e una parte un po' guidata nei boschetti sul fiume, molto carino. Ha bagnato un po' la nebbia, però vabbè, niente di particolare. Organizzazione, ma soprattutto il ristoro da paura. Sì, il percorso io non lo conoscevo, però essendo segnato bene non ho avuto problemi a orientarmi, diciamo, sul percorso. Quindi segnato bene, adesso qua al ristoro vedo che c'è parecchio movimento, quindi bravi. Sabato si corre ancora? Sì, penso a Torrile, è un'altra prova di quel circuito qua d'inverno. Allora, che gara è stata? Bellissima, non per le mie gambe, però bellissima gara, dai. Che tipo di percorso hai trovato? È un po' scivoloso, causa l'umidità, è un po' tecnico, ma mi piace, è stato un bel percorso, complimenti agli organizzatori. L'amico qui da parte com'è andato? Sempre bene, grande Patrizio. No, è andato bene, anche troppo bene, pensavo peggio, invece no, sono partito subito bene con i primi davanti, è andato via Lolli che è più forte e sono arrivato secondo, sono andato fin troppo bene. Patrizio, una vita sulla mountain bike. Mountain bike, strada, ciclocross, mai fermo. Una vita per la bicicletta. Prossime gare? Torrile. Torrile sabato 8. Sabato 8 Torrile. Allora ci vediamo. Ok. Per forza. Ciao. Allora Fabio Pasquali, prima volta su questo tracciato, anzi la seconda, ma la prima era su un tracciato completamente diverso, questa cosa fa cagare e poi la taglio tutta. Allora Fabio Pasquali, prima volta qui a Torrile, per te com'è stata questa gara? Come settimana scorsa siamo partiti nel secondo gruppo, quindi un po' di problemi a superare quelli davanti, però bene, siamo rimasti io e Tacchinardi come sabato scorso e cambi regolari siamo arrivati noi due. Questo percorso mi è sembrato molto più veloce rispetto alla settimana scorsa. Sì, rispetto alla scorsa era più veloce, c'era un po' di vento che ha fatto un po' di selezione anche quello lì, però comunque siamo sempre andati a tutta. Luigi Di Porto, l'organizzatore, che organizzazione ha messo in campo? Vabbè, il percorso era segnato, poi la zona è questa, comunque ha tirato fuori un bel percorso, il bosco era pulitissimo e ben segnato. Domenica prossima? Verola Nuova, Terre Bresciane. Allora Luca Piazza, oggi per te è stato un cronometro o partito da solo e è arrivato da solo? Sì, è stato molto bello, sono un atleta di casa perché abito a qualche chilometro da qui. Pronti via, sono partito da solo perché dietro Tacchinardi e Pasquali so che vanno fortissimo e niente, a tutta dall'inizio alla fine e penso per un secondo di aver vinto l'assoluta, quindi contentissimo. Sappiamo che a casa sta succedendo qualcosa. Sì, ho mia moglie che tra qualche ora, oggi o domani partiamo per diventare genitori, quindi adesso finite le premiazioni si va. Prossima gara? Adesso diciamo che l'attenzione sarà per la bimba, poi dopo vedremo. Tanti auguri e congratulazioni. Grazie mille, grazie tante. Allora Gabriele, oggi un'altra gara di quelle dove non si molla niente. Sì, oggi è una gara super veloce, c'erano dei tratti che si andava via a 40 all'ora e era difficile fare selezione. La gara com'è stata?
E niente, siamo partiti un gruppone proprio fino al secondo terzo chilometro, eravamo insieme e poi Pasquali si è avvantaggiato di un 200 metri, hanno fatto il buco, per fortuna sono riuscito ad andare a chiudere e poi abbiamo collaborato fino al traguardo. L'organizzazione come l'hai trovata? Impeccabile, tanta gente sul percorso, segnare le direzioni, il percorso era pettinato, diciamo, non c'era neanche una buca, era perfetto. Prossima gara? Prossima gara Verola Nuova che fa parte dei Terre Bresciane. Allora Simona Ongari, prima a Noceto e prima anche qui a Torile, com'è andata? È andata bene, una gara veloce, è stata molto veloce, però per fortuna oggi era una giornata buona e ho cercato di dare tutto quello che avevo. Il terreno oggi molto meno pesante. Sì, decisamente, asciutto, scorrevole, anche se l'erba ti dà sempre un po' l'impressione del tipo ti tira indietro, però è andata bene. Allora, la stagione è iniziata sicuramente bene, come continuerà? Speriamo bene, confido. Ma che programmi hai? Allora, adesso inizieremo qua a marzo, andremo a fare EAD e Deltos. Il Deltos è il circuito principale che sta seguendo la nostra squadra, il BC Scout, e poi dopo con Rampitec sarà un circuito di gare che almeno fino a fine settembre ci terrà impegnati. Torniamo a questa gara, come hai trovato l'organizzazione? Beh, spettacolo, è stata veramente organizzata bene, anche i ragazzi sul percorso hanno indicato molto bene e anche dentro al boschetto era tutto fettucciato, quindi anche se non ci fosse stato nessuno riuscivi a andare, capivi dove potevi andare. Con Olga Camedda e Simona Cè, due tra le protagoniste tra le 190 presenti quest'oggi a Verola Nuova per la seconda tappa dell'edizione numero 2 del Terre Bresciane XC. Allora partiamo da Olga Camedda, che è arrivata davanti a tutte le concorrenti di categoria in questo secondo appuntamento stagionale del circuito, un percorso quasi del tutto pianeggiante se non andiamo errati, che però non ha mancato di fare selezione fin dalle prime battute della gara. Sì, è stata una gara molto bella e diciamo che sono stata vicina alle due ragazze che avevo davanti a me, ci siamo scambiate un po' le posizioni e il percorso, appunto, nonostante fosse pianeggiante, era abbastanza duro perché bisognava fare molti rilanci con la bici, però tutto sommato mi è piaciuto molto e è stata una bella gara, mi sono divertita e organizzata molto bene. Grazie, allora una gara velocissima, evidentemente non poteva essere altrimenti, ci viene da dire anche dopo la tappa d'apertura di Scarpizzolo, una gara velocissima anche per te Simona oggi. Sì, anche oggi siamo partiti velocissimi, è stato sempre bello partire dal campo di cross perché comunque ci spezza le gambe già in partenza, però poi via si parte con testa bassa e gambe via fino alla fine. Tra l'altro quest'oggi il colpo d'occhio era notevole perché in poco meno di 200 al via. Sì, eravamo comunque in tanti e quindi è stata una bella battaglia, bello. Il circuito prosegue poi con la tappa di Gavardo il 28 di marzo, la quinta edizione della TGXC. Sì, esatto, a Gavardo, il mio paese di nascita, quindi che dire, speriamo di far bene e vi aspetto tutti a Gavardo in Tesio. Non lasciare troppi tranelli sul percorso per coloro che verranno a farti concorrenza in gara. Esatto, no, andrò a mettere, no scherzo, vi aspetto perché comunque il percorso è cambiato rispetto all'altro anno, l'anno scorso e ci sarà da divertirsi, vi aspetto. Costanza Fasolis, allora una seconda posizione quasi a fotofinish. Diciamo che ci credevo, il secondo giro ho provato a tornare sotto sulla prima, ma ho speso tanto e poi ho mollato un po', mi sono accorta che la Francesca stava tornando sotto l'ultimo giro e l'ho superata prima della discesa, che sapevo che potevo andare via e ce l'ho ancora fatta, ma per poco. Che gara è stata? È stata una gara un po' veloce per me perché io sono più allenata sul lungo, però a inizio stagione serve tutto, quindi è stata una bella gara, bel percorso, complimenti. Che tracciato hai trovato? Era un tracciato molto divertente, carino. Io preferisco le salite un po' più lunghe, regolari e pochi strappi, ma il cross country è questo, quindi ci si adatta ai percorsi. Sì, è stata una gara davvero tosta perché le mie due avversarie hanno fatto un ritmo davvero impegnativo fin dal primo giro e diciamo che siamo state abbastanza insieme, o comunque le vedevo, erano lì davanti fino
all'inizio del terzo giro, poi ho dovuto un attimo mollare perché il loro ritmo era davvero troppo elevato per me. E invece poi al quarto giro ho ritrovato la gamba e diciamo che me la sono giocata fino all'ultimo, ma è andata così. Purtroppo c'è chi aveva più watt di me, quindi però sono molto soddisfatta assolutamente. Tu sei la ciclista di casa, che percorso era questo? Allora, era un percorso un po' vecchia scuola, cioè quindi una salita lunga all'inizio, poi una discesa altrettanto lunga e poi si rientrava verso appunto l'arrivo attraverso un tratto di pianura, però era comunque un percorso da guidare sia in salita che in discesa, in quanto c'erano dei passaggi tecnici, dei single track anche in salita e quindi diciamo che la lucidità doveva essere fondamentale. E niente, era un percorso molto impegnativo ma al tempo stesso che ti dava l'opportunità di divertirti fino all'ultimo giro. Adesso l'appuntamento, i tuoi appuntamenti quali sono? Allora, i miei prossimi appuntamenti saranno Verona con appunto il circuito dell'Italia Cup, poi gli internazionali d'Italia che inizieranno con Andorra, la Higuella, poi Manerba sul Garda che sarà una gara a tappe e poi si vedrà come si evolverà la stagione. Bene, abbiamo concluso pochi istanti fa questa cross country olimpica Coppa Città di Albenga, giunta ovviamente alla terza edizione ma soprattutto l'11° Memorial Pericoli qui a Campo Chiesa di Albenga, con il terzo un bronzo meraviglioso per uno dei due brother Bonetto, Edoardo Elite, l'altro invece ancora giovane, un Under 23. Allora, due parole velocissime su questo splendido ed importante risultato con la nuova casacca, la casacca di patron Bechis e patron al femminile Manzoni, il Giant Live Polymedical. Sì, sono molto contento di questo risultato. A dire il vero non mi aspettavo di andare già così bene a inizio stagione perché comunque non sono riuscito a allenarmi benissimo quest'inverno, però sono soddisfatto del lavoro fatto e quindi è andata bene, il percorso era bellissimo, molto duro, abbiamo messo un po' di ritmo gara nelle gambe, adesso vediamo per i prossimi appuntamenti della stagione sperando di crescere sempre più di condizione. Bene, allora ci muoviamo subito dal fratello minore, tra virgolette perché più giovane, ancora Under 23, Francesco. Meraviglioso veramente anche tu questa novità quest'anno con questa bellissima maglia che stai onorando al meglio, che dire, un argento direi davanti al fratello ma soprattutto davanti ad uno scatenatissimo Denis Fumarola che ha fatto proprio da re a tutti gli effetti e voi due meravigliosi scudieri a chiudergli ovviamente la strada per eventuali attacchi. Sì, siamo molto contenti di questa prestazione di oggi, essendo il primo cross country di stagione, quindi molto duro. Infatti non arrivando da molto ritmo gara quest'inverno, la prima gara è sempre quella più dura, quella più sofferta. Denis andava veramente fortissimo, infatti è riuscito ad andarsene subito e noi siamo rimasti dietro, abbiamo dato il nostro meglio e siamo riusciti a fare tripletta. Bene, allora un triplete alla grande come gara di esordio per patron Bechis e Madame Manzoni, perché giustamente Polymedical c'è anche lui sulla maglia. Una direi splendida vittoria in questa nuova maglia, in questa nuova avventura. La devo chiamare dottore perché sappiamo che sei laureato in scienze motorie ma comunque sei sempre semplice e sorridenti. Una gara d'attacco dalla prima all'ultima tornata, vuol dire che Denis Fumarola è tornato alla grande. Denis is back. Ma intanto grazie per il dottore, ma ormai acqua passata, quindi dai, bene così. Sì, dai, bello iniziare con una vittoria, si dice chi ben comincia a metà dell'opera. Volevo un pochettino provare la sensazione dopo i nuovi lavori svolti quest'inverno per la trasformazione per le lunghe distanze, comunque ci sarà un po' un cambio di preparazione per me. Sono contento, quando volevo spingere la gamba c'era, non montiamoci da testa, è soltanto la prima, la stagione è lunghissima, c'è ancora tanto da lavorare, però dai, una vittoria è sempre morale. Si è appena conclusa la gara riservata alla categoria Open maschile qui al trofeo Erival a Pontida, la vittoria del biker di Airuno, Yuri Zanotti, portacolori della KTM Protec Dama. Attacco importante al secondo giro e vittoria penso più che meritata, Yuri.
Sì, al secondo giro Martino ha forzato in discesa, io sono riuscito a salire a ruota e poi mi sono accorto che si era creato un piccolo buco tra me e Gioele e Martino si è spostato, mi ha chiesto il cambio, io ho continuato e ho preso subito un po' di vantaggio e non sapevo neanche io bene se continuare a aspettare perché mancava tanto, però adesso ogni gara è allenamento, ho cercato di andare regolare ma forte, anche perché la condizione non è al top e sto cercando di portarla su per un'eventuale gara. Che significato ha per te questa vittoria e questa anche maglia regionale? Ci pensavo stamattina perché non mi ricordo quando è stato l'ultimo mio regionale, però comunque ne ho vinti un po' da giovanissimo e forse un altro da allievo e è bello perché il mio team è in Lombardia e vincere un campionato regionale in un anno così è ancora più importante perché è un brutto periodo un po' per tutti, gente che è stata male e continua a star male, quindi vincere il campionato regionale mi rende molto orgoglioso perché uno, vivo qui vicino e mi alleno spesso sul canto e secondo, sono lombardo e sono fiero di esserlo. Bene, Pergine Valsugana, Memorial Bruno Alverà, edizione numero 14, cambia il numero delle edizioni, non cambia la vincitrice per quel che riguarda la categoria Donne Elite, terza vittoria per Anna Oberparleiter che abbiamo il piacere di avere anche oggi qua con noi, prima nel 2019, prima nel 2018, quindi un filotto veramente prestigioso per te in questa gara organizzata dagli uomini dell'MTB Oltre Fersina. Sì, questa gara qua mi piace sempre perché è veramente bella, mi piace perché c'è da guidare praticamente tutto il giro e quelle sono vere gare di mountain bike, diciamo. Sì. Bene, quindi una bella vittoria per questa stagione, ne parlavamo prima, una stagione anomala, una stagione che probabilmente continuerà e io mi auguro che così sia. Quali sono i tuoi appuntamenti in vista del ormai finale di stagione? Quest'anno è un po' difficile fare un programma perché pensi a una gara, per esempio io puntavo tanto all'italiano di casa mia e purtroppo non si può fare. Mi dispiace molto, adesso devo cercare altri obiettivi, però ormai penso che cerco di prepararmi al meglio per il ciclocross. Sì. Esatto, e così intanto faccio le gare che ci sono e ci divertiamo così, senza nessun obiettivo. No. Bene, senza nessun obiettivo particolare, si vive purtroppo un po' alla giornata. Vogliamo chiudere con la domanda di rito: chi vuoi dedicare questa bella ed ennesima vittoria qui a Pergine Valsugana? La devo dedicare a Martino Frue che ieri mi ha fatto vedere le linee qua a casa sua, quindi ho seguito le sue linee e quindi oggi sono riuscita a vincere, forse per quello. Catazzina, vincitrice qui alla Laigueglia, che gara è stata la tua? All'inizio non volevamo neanche partire perché siccome siamo del settore marathon, per noi una gara qua perché hanno annullato 100 dei forti, siamo venuti qua. Ieri, visto il tempo che duravamo fatica anche a venire qua perché strade erano chiuse, tutto era un bel casotto, però oggi questo sole ci ha fatto baciare i nostri visi e abbiamo deciso di partecipare a questa gara. Veramente per me è una gara bellissima perché io più duri cross country duro fatica a farli, più che altro ho paura perché sono stratecnici e ci sono tanti anche pezzi artificiali. Qua invece era tutto naturale, molto ben fatto. A me la gara mi è andata molto bene, ho gestito bene le mie forze. Per l'ultimo giro mi è andata giù un po' la sella perché forse ho fatto un colpo secco, è andata giù un po' sbandonato, però poi dopo ho gestito lo stesso bene le mie forze e sono arrivata all'arrivo al primo posto e questa è una gara internazionale vinta cross country in Italia, per me è un grande onore, grazie mille ai organizzatori e a tutto lo staff, poi anche alla mia squadra, grazie mille. Prossimo weekend? Prossimo weekend è molto più impegnativo, siamo a Capoliveri, ci sono 2 gare belle, che c'è il primo giorno Capoliveri Legend Cup e il secondo giorno c'è percorso dei mondiali del prossimo anno, faremo test e anche lì ci sarà una bella battaglia perché ci sono le ragazze che vengono dall'estero
Sì che aspetta un bel weekend impegnativo, intanto ci prepariamo a ritiro con la squadra e speriamo anche vada lì bene. Allora Francesca, che gara è stata oggi qua? È stata una gara bella tosta, molto impegnativa, le mie avversarie erano davvero forti oggi, infatti ce la siamo lottata fino agli ultimi giri e è stata davvero tosta, anche perché il ritmo è stato molto alto fin da subito, inoltre è un percorso questo qua molto fisico, quindi era un continuo stare allerta, guidare e diciamo che è stata davvero dura, però sono soddisfatta. Ti abbiamo vista con la maglia azzurra della nazionale, che esperienza è? È un'esperienza fantastica, è un sogno che si è realizzato praticamente, perché praticamente quando ho iniziato a pedalare che sognavo di appunto vestire quella maglia e è stato un onore e niente, qualcosa davvero da brividi. Come continuerà la tua stagione? La mia stagione per ora è un po' incerta, nel senso che molto probabilmente correrò gli Italiani Marathon alla Capo Oliveri all'Isola d'Elba sabato prossimo e poi vedremo un po' se ci saranno altre gare da prendere qualche punto UCI in più oppure niente, iniziare la preparazione invernale. Michele Casagrande, direi un successo importante, un argento dietro ad uno scatenato, ecco bravo, è anche giusto il bello della diretta, quindi Michele, un bronzo importante dietro ovviamente a questo Vitali che è un po' la sorpresa e anche a Peter Prusse, il vincitore di questa edizione numero 27. Fa ben sperare quindi su sabato prossimo, faresti già ovviamente una firma in bianco su questo assegno per quanto riguarda l'italiano? Beh, intanto non sono sorprese le altre Peter e Vitali, perché sapevo che sono molto forti, infatti Peter è campione estone e ha battuto Martin Lowe, quindi è uno che va nei cross country. Io sono felicissimo per questo terzo posto importante in un periodo ancora più importante, perché l'obiettivo principale di quest'anno è sabato prossimo, come hai detto te, a Capo Oliveri. Penso di avere una buona forma, avevo bisogno di un risultato così per avere fiducia nelle mie capacità, diciamo. Adesso speriamo di passare una bella settimana, vado giù già domani con la famiglia, quindi speriamo bene, dai, sono ottimista. Mi hai rubato ovviamente la seconda domanda, la famiglia sappiamo molto bene che è formata da una donna meravigliosa e anche da un bimbo che è appena arrivato, quindi un prodotto favoloso e una forza, un coraggio e un entusiasmo che ovviamente ti fanno ben sperare e soprattutto un in bocca al lupo per l'italiano. Possiamo dire chi è tua moglie e anche il tuo figlio? Sì, allora mia moglie, che non è ancora moglie però è la stessa cosa, è Serena Calvetti, una ex ciclista ma magari tornerà a fare qualche gara in futuro. Una grande ciclista che ha vinto parecchio. Sì, è un bel po' più di me. E poi Ettore Casagrande, il mio primo figlio, e siamo felicissimi e si sta proprio bene in tre. Bene, un in bocca al lupo Michele, grazie. Siamo con il quarto e con il quinto. Il quarto è Francesco e il quinto è Edoardo e sono i Bonetto Bradar, come i Sampa Bradar, i Samparisi di Tirano. Loro sono lombardi e madrinesi, voi siete piemontesi. Iniziamo da Francesco che è collegato con Francesca. È lui Francesco. Allora Francesco e ovviamente Edoardo. Quindi Francesco quarto, quindi un legno che fa ben sperare sul prosieguo un po' della stagione. Sì, diciamo che sono le ultime gare, quindi non è che ci siano tante possibilità di quest'anno. Comunque sì, sono molto contento oggi, anche se a metà gara speravo in un podio, visto che ero lì che me la potevo giocare, però non ho avuto le gambe nel finale e gli altri sono stati molto più forti. Bene, allora da Francesco a Francesca al femminile, un legno direi comunque importante perché sono punti importanti per il ranking dell'UCI e tu giustamente hai ottenuto qualcosa di buono perché sei nella top 5 dietro ad una scatenata veramente Katarzyna Sosna che era imprendibile. Sì, assolutamente, ha fatto un ritmo assurdo fin da subito, in salita, spingeva e purtroppo non sono riuscita a tenerla, però ho fatto il mio ritmo, me la sono giocata con le altre ragazze fino agli ultimi giri
e poi comunque sono soddisfatta della mia gara perché ho tenuto un ritmo molto regolare e quindi è stata una gara bella impegnativa, però al tempo stesso molto divertente. Anche tu quindi un legno, dico bene, quindi da Francesca a Francesca, ma soprattutto una buona convocazione perché sembra che ci sia qualcosa di importante. Non lo so sinceramente. Siamo dietro l'angolo, incrociamo le dita allora. Incrociamo le dita, vedremo. Bene, allora finiamo con il quinto, Edoardo. Direi, Francesco ha detto che era quasi a ridosso del podio e anche tu comunque non eri molto distante. Sì, allora sono riusciti ad andare via all'inizio, subito loro. Io ho patito un po' il primo giro, poi sono rimasto lì da solo, ero un po' diciamo a bagnomaria perché c'era un gruppetto davanti, io da solo, un gruppetto dietro, però sono contentissimo di questo posto. Fino a ieri sera alle 8:30 ero in palestra a lavorare, quindi sono più che contento di questo podio oggi. Bene, abbiamo lasciato i due fratelli a Campo Chiesa di Albenga a febbraio, secondo e terzo dietro a Denis Fumarola. Direi che la Giant Leave Polymedical di Manzoni e Bechis può considerarsi fortunata e soddisfatta. Sì, abbiamo cercato di chiudere il quadretto, visto che siamo quasi a fine stagione. Probabilmente sarà la mia ultima gara questa per quest'anno. Lui farà ancora qualche altra gara, ma siamo riusciti diciamo a chiudere in bellezza come avevamo aperto la stagione. Peter Prus, gold medal qui alla Eguelia. Sì, per me queste prove un po' troppo attivi. Io come motore diesel un po' 2-3 volte giri e dopo fa meglio. È una condizione buona ora perché c'era allenarsi tanti e anche abbastanza gare a Estonia, anche correre di europeo a strada e mondiale a strada prossima una settimana prima e sì, è una speriamo sarà una bella finisce di stagione. Allora, con il volto segnato ancora dal fango, vengono fuori dagli occhi e da dietro le mascherine i sorrisi per la soddisfazione di una grande gara femminile della quale credo che siano soddisfatte tutte e tre le protagoniste del podio. Cominciamo ovviamente con Annabella. Non era semplice oggi, non è stato semplice per il percorso, per le tue avversarie. Come ti sei sentita? Ma diciamo che comunque il percorso, anche se era bagnato, ha tenuto bene, quindi sì, è stato difficile ma non impossibile. Le mie avversarie erano agguerrite, soprattutto Sandra, che in discesa aveva molta più manetta di me, però ho cercato... Ce ne vuole per averne più di te, eh? No, adesso è facile averne più di me. Però vabbè dai, mi è rientrata, ho cercato di tenerla alla buona e ho giocato un po' di astuzia sull'ultimo strappo e sono riuscita a vincere. Complimenti perché è veramente una ragazza forte e le auguro veramente di crescere tanto ancora. Ho sentito l'intervista a caldo, per te si chiude un anno strano, particolare con una vittoria e poi? Era meglio forse che non vincevo perché adesso mi stresseranno per correre ancora. Io avevo già dichiarato dopo l'italiano basta perché vanno troppo forte e io non sono capace di arrivare troppo indietro. Sinceramente ho ancora la mentalità troppo da agonista e faccio veramente fatica a continuare a essere lì davanti perché bisogna allenarsi tanto e soprattutto in discesa vanno veramente troppo forte. Io perdo troppo in discesa adesso perché non rischio più niente, non voglio più farmi male. Però vediamo, il 6 di giugno sarò qui, dai. Ecco, questa è una bella promessa, una parola su Elba e Porto Azzurro, un binomio vincente a questo punto. Ma diciamo veramente sì, auguro agli organizzatori di poter crescere ancora con questa manifestazione perché se lo merita. Porto Azzurro è un posto bellissimo e si predispone molto bene per la mountain bike. Grazie. Onore delle armi anche a questi due splendidi sorrisi. Il primo è quello di Sandra Mayrofer, hai sorriso moltissimo anche sabato scorso quando sei salita sul podio dei campionati italiani, un po' a sorpresa ma fino a un certo punto. Com'è andata oggi? Oggi è andata molto bene, mi sono divertita in discesa molto, il percorso è super bello, divertente, c'ha di tutto, tecnica, salita, in tecnica, in discesa e salita e quindi il percorso vale tantissimo. Oggi la gara dove si è decisa secondo te? È andata come ha detto Annabella sullo strappo finale? Sì. Io li sono rientrato in una discesa, poi al strappo finale ha dato una menata e è andata via. Poi alle scale sono riuscita a rientrarla, però era già troppo poco. Sì. Via dall'Elba con un bel ricordo, si può dire? Molto, sia di questo fine settimana che l'altro fine settimana mi sono molto contenta, sì.
Complimenti, in bocca al lupo per il proseguo della tua carriera e andiamo adesso a salutare Chiara. Per Chiara l'onore delle armi è doppio perché l'anno scorso ha alzato le mani da vincitrice su questo traguardo. Quest'anno è andata diversamente ma credo dal tuo punto di vista ancora bene. Cosa ne pensi? Sì, come ho detto prima, un po' di amore in bocca c'è perché il percorso comunque mi piace, però ammetto la mia pecca sul bagnato, io ho paura a guidare in discesa. Ci ho provato, ce l'ho messa tutta e ci riproveremo. Un grazie davvero di cuore agli organizzatori perché mi hanno permesso di stare qui e sono veramente fantastici. Siamo in compagnia con il terzo classificato Tony Longo. Allora Tony, dacci un po' un racconto della tua gara e soprattutto se sei contento di questo risultato. Beh, certamente, meglio di così non poteva andare. Daniele ha vinto, io ho conquistato il terzo gradino del podio, quindi un'ottima prestazione di squadra, ci tenevamo a vincere, l'importante era quello. Una gara particolarmente insidiosa, il tempo non ci ha aiutato, bisognava prestare attenzione soprattutto nelle discese che erano scivolose, le salite invece erano tutte fattibili, comunque un bellissimo percorso. Un suggerimento agli organizzatori, visto insomma la tua esperienza, cosa ti sentiresti di dire agli amici della Longone Bike? Ma per quanto riguarda il percorso secondo me va bene così, è davvero bello, è duro al punto giusto, ci sono 3 salite lunghe, discese tecniche da guidare, scorci paesaggistici bellissimi, perché vabbè, in gara non riusciamo ad ammirarli, però ci sono davvero dei posti bellissimi. Quindi direi che come percorso ci siamo, anche l'organizzazione è andata per il verso giusto, tutto bene, nonostante questo periodo difficile, quindi complimenti agli organizzatori. Quindi si ritorna in Trentino con un ricordo di una buona prestazione, una terza posizione alla Conquistadores Cup, un parterre di elite importante. I tuoi prossimi impegni? Sì, torno in Trentino un paio di giorni, l'ultima gara in Italia era questa, mercoledì partirò per il campionato del mondo in Turchia, sperando vada tutto bene perché i tempi sono davvero difficili, quindi vediamo un po', dai. Johnny, faccio un'intervista nella lingua di Porto Azzurro. Allora, a parte le battute, una seconda posizione che ti vede come? Soddisfattissimo, ultimamente non abbiamo centrato i risultati che ci aspettavamo, come squadra sto parlando, ci siamo comunque preparati bene. E niente, oggi è stata una bellissima gara, parlo per me ovviamente, al di là del risultato sono le gare che a me piacciono molto, dove c'è da faticare in salita e dove comunque ci si diverte anche in discesa. Faccio un complimento agli organizzatori perché il tempo non lo può comandare nessuno, il percorso è tenuto benissimo e avanti così insomma. Allora si va avanti e si pensa al prossimo appuntamento che sarà quando? Noi ormai l'ultima di stagione, mettiamo un punto qui, adesso stiamo già pianificando il 2021 e speriamo che questa brutta situazione che stiamo vivendo a livello mondiale passi. Allora, questo ce l'auguriamo tutti, gli organizzatori hanno già parlato della prossima edizione, sarà in giugno, il 6 giugno 2021, quindi hai parlato della prossima stagione, chissà, magari ti rivedremo al via anche il prossimo anno? Noi ci saremo. Andiamo al primo classificato, Daniele Mensi, sei transitato al primo giro della scalata del Monserrato con 15 secondi di vantaggio, il gap è aumentato, ti sei presentato al secondo giro con 1 minuto e 15, hai veramente fatto il vuoto. Dove pensi di aver fatto la tua differenza e aver preso così davvero tanto distacco a chi ti seguiva? Ma sicuramente lì all'imbocco della salita cronometrata sono passato con un vantaggio penso di 10 secondi e da lì poi ho incrementato. Quando poi sono passato al primo giro che mi hanno detto che avevo circa 1 minuto e 10 di vantaggio, da lì in poi ho gestito e sono arrivato comunque con un buon margine, non so di quanto ma più o meno sarà così. Si torna a casa con una vittoria, ma cosa ti senti di dire agli organizzatori per questa Conquistadores Cup? Ti sembra una gara già matura? Sì, il percorso è bellissimo, è duro e le discese sono da guidare. Oggi è stato messo anche a dura prova dalle condizioni climatiche, però il terreno ha tenuto benissimo, perché comunque per la pioggia che è caduta nei giorni scorsi e stanotte il percorso un po' infangato, però ha tenuto bene. Allora, una dedica di questa tua vittoria a chi? Ma le persone che mi seguono e che credono in me e quindi il grazie va a loro. Buongiorno, allora ho voglia di sapere da te il tuo nome, da dove arrivi, come hai vissuto questa grande gara. Tu hai fatto il percorso Classic, quindi 50 km, che esperienza è stata?
Allora, io sono Benedetta Toschi, vengo da Imola e questa gara l'avevo già fatta altre 2 volte e per me è sempre la più bella, sia in salita che in discesa. Bellissima. Il momento più duro? Sempre, sempre, perché è una gara molto nervosa che non ti permette mai di riposarti. Devi stare attento in discesa, quindi alla fine il riposo è ben poco. I nostri complimenti e al prossimo anno. Per te il percorso lungo, quindi hai usato questi 80 km, dici chi sei, da dove arrivi e come sono andati, come li hai vissuti? Allora, mi chiamo Marco Alloni, vengo da Pianengo, vicino a Crema, provincia di Cremona. Ho fatto il marathon, il percorso è un sogno perché è una cosa fantastica, cioè da pelle d'oca, per quanto è bello, duro, completo, ci sono 1000 cambi di fondo, è bellissimo, cioè merita venire sull'isola quando c'è la gara, bisogna venire per forza. Non ero ancora venuto, ero già stato in ferie ma non avevo fatto ancora la gara, l'anno prossimo ci torno sicuramente, anche non mi interessa in base a neanche il risultato né niente, ma devo tornarci perché è veramente un sogno. Quindi è stata la prima volta, ma non sarà di certo l'ultima. No, assolutamente, no, la prima di tante sarà, perché è veramente bellissimo. E allora noi ci rivedremo al prossimo anno volentierissimo e ti ringraziamo, grazie. Il percorso Classic per te, 50 km di paesaggi spettacolari, però 50 km di una gara durissima. La gara è sempre dura qua all'Isola d'Elba, non è che cambia da un anno, anzi forse ogni anno uno va meno in bicicletta e più dura la gara. No, io ho fatto degli anni, ho fatto anche secondo qua, però adesso lavoro per la bici ma in bicicletta ci vado poco. Però il venire all'Isola d'Elba è un contesto che sempre per la mountain bike è impagabile, poi fai anche 3-4 giorni di relax e non sbaglia. Quindi la passione vince sempre? Vince sempre. Il tuo nome e da dove arrivi? Allora, io arrivo da Imola e Farolfi Mauro, VTR Racing Team. Complimenti a te Mauro e allora arrivederci al prossimo anno. E benvenuto Giorgio Redaelli, marathon, 80 km per lui, soddisfatto del tuo risultato? No, perché non sono riuscito a mantenere una prestazione costante fino alla fine, ho cercato di partire abbastanza piano, diciamo abituato ai ritmi del cross country, sono partito comunque con una decina di battiti medi in meno e ho cercato di mantenere quel ritmo lì. Verso metà gara comunque stavo bene, ho cominciato a superare un po' di gente che è partita più forte di me e verso il 55esimo chilometro ho cominciato a avere sete, non avevo più acqua nella borraccia, non arrivava il cambio e hanno iniziato i primi crampi. Però poi sono spariti, ho ricominciato a pedalare discretamente e qualcuno mi aveva passato, ho ripassato quelli che mi avevano passato eccetera, scusate il gioco di parole, però sono arrivato a 5 km dalla fine che proprio si è spenta la luce, crampi lancinanti, cioè proprio un dolore mai sentito prima. Ho dovuto fare le ultime salite a piedi e ho finito penso intorno alle 4 ore 20, è stato un peccato perché poteva finire meglio. Una gara veramente in salita per te, però sei stato caparbio, tenace e comunque l'hai portata a termine, quindi i nostri complimenti e sicuramente andrà meglio il prossimo anno. E dai, tutta esperienza, questa è stata la prima vera marathon lunga perché facendo cross country non sono abituato a queste distanze, però vabbè dai, imparerò a gestirmi meglio. In bocca al lupo. Crepi, grazie, ciao. A Salerno, all'Elba, sono qui insieme a questi fantastici amici e vorremmo sentire dalla loro viva voce com'è stata, com'è andata. Dalla loro voce, perché loro l'hanno fatto. Tu sei il capo della banda. Bravo, si vede? Si vede. In conferenza. No, si vede perché sei più maturo, ecco. È una gara diciamo da vera MTB, divertente, tecnica e penso che sia un'ottima gara come test a livello mondiale per il prossimo anno. È un percorso molto tecnico che fa comunque una bella selezione. In gara ho avuto un po' di sfortuna perché ho tagliato dopo pochi chilometri, ma essendo arrivati qui il giovedì
ci siamo goduti l'isola a 360 gradi, abbiamo visto e provato buona parte dei sentieri della gara, bellissima. Per me è la terza volta qui, ma ogni volta è un piacere girare su questi sentieri. Per me la prima volta è stato molto divertente. Ma non sarà l'ultima? No. Speriamo anche l'anno prossimo. Ragazzi, grazie mille a voi. Mi chiamo Michele Favaloro, sono titolare dell'azienda FM Bike, produco bici ormai da 15 anni e soprattutto per passione, per voglia di fare e per innovazione. Io i telai li costruisco con le mie mani, da zero. Non esiste niente. Prendo i tubi, li freso, li accoppio, li imbastisco in base alla antropometria della persona e realizzo un prodotto unico. Molti atleti vengono da me per essere posizionati in sella, per costruire insieme la loro bicicletta futura. Ho la materia prima, ho i tessuti di carbonio, le tubazioni d'alluminio, ho la resina. Io per ogni persona costruisco la sua bici. Il telaio è per sempre. La bici è forever. Il tuo impegno merita il meglio. Ethic Sport, sempre un passo avanti.